Benvenuti in Villa Sigurtà al quarto incontro della seconda edizione di Storia Veneta in Villa, il percorso tematico alla scoperta della storia della Repubblica di Venezia in 5 ville venete, ideato e curato dall'Associazione Veneti nel Mondo per conservare, valorizzare e promuovere la storia della cultura veneta, non solo all'interno dei confini regionali, ma anche tra le comunità venete all'estero. Ringrazio tutti voi per la presenza, per le vostre contributi che contribuiscono a realizzare iniziative come queste. Storie venete in Villa per raccontare e riscoprire il legame con un periodo indimenticabile della nostra storia, la civiltà di Villa, sviluppatasi nel corso del governo della Serenissima Repubblica di Venezia. E il nostro viaggio continua in provincia di Verona. La rassegna ci porta, dopo Villa Rizzardi di Negrar, a conoscere Villa Sigurtà. Oggi abbiamo Antonio Foscheri, già professore istituto universitario dell'architettura di Venezia, che ci parlerà di Palladio e Palazzo Ducale, e Maurizio Ripa Bonati, professore Università degli Studi di Padova, che ci racconterà di Ospiti in Villa, Oasi per Foresti. Nelle altre occasioni abbiamo presentato sempre un saluto delle nostre comunità all'estero, un rappresentante dei veneti dell'Argentina o dell'Australia. Adesso facciamo un minuto di presentazione di un ragazzo che è di Colombo. Colombo è vicino a Curitiba, nello stato di Paraná. Brasile. Parlo al cammino di Colombo e dell'Associazione Veneti del Mondo. Vogliamo salutare a tutti voi altri che seguiu partecipare di questa rassegna culturale Storia Veneta in Villa. E a nostra storia azeiga com a vostra per mezzo dei racconti che i nostri antenati negassero. È mais importante dargli valore al passato per capire meglio quello che siamo e quello che vogliamo essere. O istrucon da questo toccatello del Veneto dell'altra banda del mare. Diego è un ragazzo eccezionale. Non mi dilungo a parlare di loro perché sennò veramente prendo la parte. Perché? Perché questi messaggi? Per ricordare ai nostri connazionali all'estero le bellezze del nostro territorio, del nostro Veneto, delle nostre ville, e favorire un turismo anche di rientro, che i nostri oriundi, quando tornino, visitano queste ville, questi palazzi, queste dimore storiche. Le relazioni di questa sera sono affidate ai professori Antonio Foscheri e Maurizio Ripa Bonati. Antonio Foscheri, architetto e professore di storia dell'architettura presso l'Istituto Universitario di Architettura di Venezia, uno tra i più noti studiosi a livello internazionale di Palladio e di architettura rinascimentale veneziana e veneta, a cui ha dedicato decine di saggi e di libri celebri. Il più recente, Vivere con Palladio, nel Cinquecento, ed in prossima pubblicazione il libro con il titolo della sua relazione di questa sera, Palladio e Palazzo Ducale. Maurizio Ripa Bonati, professore di storia della medicina presso l'Università di Padova, ideatore e organizzatore di decine di convegni e autore di oltre un centinaio di pubblicazioni di argomento storico medico. Questa sera ci intratterrà con Ospiti in Villa, Oasi per Foresti. Sarei voluto venire qui questa sera con un libro sotto il braccio che appunto ha come titolo Palladio e il Palazzo Ducale, però per questioni tipografiche uscirà la prossima settimana. Quindi come anteprima di una serie di argomenti che credo siano poco conosciuti, perché questo libro è una raccolta di studi sul rapporto fra Palladio e il Palazzo Ducale che sono apparsi su riviste, per così dire, scientifiche nel campo della storia dell'architettura che non possono avere avuto una larga diffusione. Parte tutto questo discorso, che poi dura circa 20 anni, questo rapporto di Palladio col Palazzo Ducale, che mi sembra un'interessante integrazione, perché questo architetto, che è l'architetto che si lega fondamentalmente al nome delle ville, dimostra di avere un rapporto con la Serenissima, con quella città che allora si chiamava la dominante, molto interessato e interessante per un periodo lunghissimo. Il discorso dovrebbe partire da questo incendio,
che, come voi vedete, compromette completamente la testata della sala del Maggior Consiglio, quella dove ci sono maggiori fiamme, e quella della sala contigua, che era quella dello scrutinio, dove questo organo sovrano della Repubblica faceva le sue votazioni. È un incendio che scoppia nel dicembre del 77, del 1577, a cui la signoria decide di porre immediatamente rimedio seguendo la sua prassi, nomina 3 provveditori, questi chiamano 14 architetti, questi 14 architetti sono tenuti a fare una loro proposta, fra questi è invitato anche Palladio, che è già ingaggiato in palazzo dal 74 per un precedente incendio, e dell'intervento di Palladio ci resta una relazione. Poi vi farò vedere una pagina, forse la prima pagina di questa relazione, che credo nessuno negli ultimi 100 anni abbia visto, anche se è stata pubblicata quasi integralmente da uno studioso, il Cadorin, nel 1836, e che comunque fino a questi miei studi è rimasta sostanzialmente fraintesa. Questo rapporto nasce precocemente. Direi che nasce fino dal momento in cui Palladio, nel 1554, partecipa ad un concorso del magistrato al SAL. In sostanza questa era una grande magistratura finanziaria di Venezia, per essere assunto da essa come proto-magister, noi oggi diremo ingegnere capo, insomma comunque il suo massimo riferimento tecnico per curare gli interventi di tipo immobiliare che competevano a questo magistrato. Interessantissimo questo concorso, che generalmente gli studiosi lo intendono come una sorta di conflitto fra chi intende l'architettura essere una scienza o una prassi, rendendo molto ideologico il discorso. Interessante perché il magistrato al SAL ha competenza sull'area di Rialto, di cui in quell'anno si comincia a pensare la possibilità della costruzione del ponte di Rialto in pietra, e competenza sul Palazzo Ducale. Quindi una scelta molto difficile da parte di Palladio di accettare di candidarsi a questo. Dovete fare attenzione alla circostanza che per Venezia i proti delle magistrature finanziarie e delle alte magistrature erano considerati detentori di segreti di Stato, e quindi se Palladio per caso fosse stato assunto in quella circostanza non sarebbe più potuto andare a Roma a misurare i vestigi, come lui diceva, dell'antica architettura romana, ma avrebbe avuto anche fortissime limitazioni ad avere incarichi privati, che già aveva numerosi su tutto il territorio veneto in cui ha disseminato tutte le sue architetture. Non viene scelto, perché vi è già in quel momento latente, ma non tanto latente per gli studiosi, il conflitto fra lui e Jacopo Sansovino, il proto della Procuratia di San Marco, che voleva lui stesso partecipare, e poi ha partecipato al concorso per la progettazione del ponte di Rialto. Questa operazione finisce praticamente in nulla. Palladio, assieme a Daniele Barbaro, con cui stava collaborando per l'edizione dei commentari di Vitruvio, parte per Roma, dove si ferma alcuni mesi per completare probabilmente queste sue ricerche. Rientra a Venezia nel 1955 e c'è un altro concorso. Anche questo è interessante perché oggi purtroppo i concorsi in Italia non hanno grande fortuna, ma nel 400 e nel 500 veneziano per ogni opera pubblica veniva fatto quasi un regolare concorso, con la differenza rispetto ad oggi che poi l'opera si eseguiva, mentre oggi generalmente non si esegue più. Ed è un concorso per una scala in Palazzo Ducale. Anche qui, questa è un'immagine della scala che sarà poi realizzata, che viene chiamata Scala d'Oro, che tutti ritengono essere un'opera di Sansovino, mentre probabilmente è responsabilità di Sansovino la decorazione, ma questa scala segue un tracciato che era stato deciso nel 1527 e qui siamo nel 1554. Il concorso viene fatto perché Jacopo Sansovino propone una nuova soluzione per fare la scala, abbandonando lo schema del 1527, e a quella proposta di Sansovino Palladio oppone un'altra proposta.
Molto significativo perché Sansovino era già responsabile della cosiddetta renovatio della piazza San Marco e quindi Palladio è già anche moralmente e culturalmente forte per opporsi ad un architetto che aveva tanta autorevolezza sullo scenario veneziano e che aveva realizzato già opere così importanti. Grazie. Sono riuscito a ricostruire il progetto, ma non è stato difficile in realtà, ma non l'aveva fatto nessuno. Il progetto della Scala del 1527, quello individuare quella del Sansovino e quella antagonista di Palladio e poi, come vedete, verrà realizzata di nuovo la Scala del 1527. Cioè, nello scontro fra Sansovino e Palladio non prevale nessuno dei due. Sansovino propone una tipologia di scala. Adesso sarebbe anche divertente e interessante, ma non voglio intrattenervi su cose troppo specifiche, sulla ragione per cui nessuno studioso, fino a questa segnalazione da parte mia, era riuscito a capire di come si fosse svolto questo concorso. E anzi, non sapendo come concludere, hanno concluso che la Scala attuale è l'opera del Sansovino che avrebbe vinto questo concorso, mentre, mi ripeto, è lo stesso schema della Scala definita da Doge Gritti con il suo proto Scarpagnino. La Scala proposta da Sansovino è in asse con l'asse del Senato, l'asse io lo rappresento con quella segnetta rosso, e così sarà anche quella di Palladio, e così è detta nei documenti con cui questi due progetti confliggono, ma nessuno era riuscito a capire come potesse essere, perché allora non esisteva quel muro che è stato tolto per fare la sala delle quattro porte. Il progetto di Sansovino è un progetto di scala che lui aveva fatto nel 1932, un magnifico modello. Quello che gli oppone Palladio non è una invenzione, cioè la riproposizione di un modello antico. Palladio chiama invenzione la riscoperta di un modello antico, ma è, come voi vedete, la scala progettata da Bramante per il cortile di Belvedere. Cioè Palladio oppone a Sansovino un modello che lui assume come un esempio antico di quel grandissimo architetto Bramante che Sansovino aveva conosciuto nell'infanzia. Facciamo un passo avanti ancora. Ecco la Scala come avrebbe costruita quella di Palladio in Palazzo Ducale, nessuno dei due vince, andiamo pure avanti. Questo è un progetto di Palladio in cui lui ripropone quello stesso schema, avanti, devo accelerare, per passare ad un altro intervento di Palladio in Palazzo Ducale che solo di recente, forse 3-4 anni fa, non mi ricordo più, pubblicato, che ha raccolto un consenso pressoché unanime, nella Sala del Piovego. La Sala del Piovego, il Piovego era un'antica magistratura, cerco di andare svelto perché se entro nella logica delle magistrature veneziane ci si perde perché è un intreccio interessantissimo ma complicato, è quella che sta sotto la Sala del Maggior Consiglio. Quindi quelle colonne sono delle colonne di marmo greco bellissime che reggono quella poderosa trabeazione che regge un soffitto che è una sorta di capolavoro della carpenteria lignea veneziana del Trecento, sorregge la sala dove c'è l'organo sovrano della Repubblica. Questa sala, che occupa il posto dell'antico palazzo del comune, fatto alla fine del XII secolo, aveva una notevole importanza istituzionale. Era un po' un cuore interno del palazzo, però con il passare degli anni era stata assegnata in uso a diverse magistrature che l'avevano completamente intasata dei loro uffici e dei loro cancelli. Si chiamavano così gli armadi, per cui cancelleria è il luogo dove sono gli armadi delle grandi magistrature, perché erano protette da porte armate di ferro. E quindi aveva perso il suo valore istituzionale. Queste magistrature che probabilmente Palladio conosceva, perché uno è appunto l'ufficio del Piovego, ma l'altro soprattutto è il magistrato dei beni inculti, quello che regola tutte le concessioni d'acqua e tutti gli interventi di bonifica nella terraferma che fortemente interessano i committenti di Palladio
che si occupano appunto di bonifiche e gestiscono terreni agricoli. Orbene, Palladio è chiamato a procedere a una valorizzazione di questa sala. Vi mostro un disegno, so che i disegni d'architettura non sono molto facili da leggere, ma spero di riuscire a commentarlo, perché voi vedete che Palladio, come si può dire, forse si vede bene nel disegno più basso, ammezza l'ultima campata di queste sale, lascia ben visibili in tutte le loro altezze le splendide colonne di marmo greco e fa un piano ammezzato in maniera di raddoppiare la superficie e concentra nelle due testate gli uffici che occupavano la parte centrale della sala, che rimane quindi libera. Questo è l'intervento, come si può dire, l'intervento edilizio, che forse interessa poco, ma non è da questo elemento, che è comunque una testimonianza di una grande capacità pragmatica da parte di Palladio, che io ho potuto attribuire, cosa che non era mai stata fatta, questo intervento a Palladio, ma da un indizio molto importante, che è questa porta affiancata da due finestre. Qui ce n'è una veduta esterna e una veduta interna. Orbene, da dove viene questo modello di una porta affiancata o da due finestre? Sono sempre domande che ci si deve porre da Palladio, perché Palladio ha come ferma intenzione di riproporre nella modernità quella che lui chiamava la leggiadria degli antichi, la bellezza degli antichi, nella quale lui riconosceva la virtù degli antichi. Orbene, c'è un solo tempio che abbia una porta e due finestre, ed è il Tempio di Vesta. Come vedete, il Tempio di Vesta, in realtà lì erano le Vestali, non era un tempio di tipo... è un tempio circolare, all'interno ha il fuoco che rimane sempre acceso, quello cui devono accudire le Vestali, e ha una porta e due finestre di fianco che illuminano la cella. Orbene, Palladio assume questo exemplum antico e lo ripropone per il restauro della Sala del Piovego. Quindi Palladio assume quella tipologia di davanzale, che è quella tipica del Tempio di Vesta, come un elemento figurativo che ricorre nelle sue architetture. Questo ci convince che appunto quello è la citazione del Tempio di Vesta. Sono degli elementi poderosi che mettono in moto un meccanismo di reinterpretazione del piano del Palazzo Ducale a livello delle logge in chiave palladiana. Andiamo pure avanti. Tant'è che questo intervento viene ripetuto poi. Voi vedete, ho fatto nella immagine di sinistra la fotografia della loggia con in fondo questo portale e poi un'immagine più ravvicinata per un ufficio degli auditori vecchi. Ecco, questo è un intervento in Palazzo Ducale degli anni 60, probabilmente negli anni 60, perché dagli stemmi dei dogi e soprattutto dallo stemma del doge Loredan, Pietro Loredan, che appare nella porta che introduce nella Sala del Piovego, serve per datare approssimativamente questo. Dico approssimativamente perché poi c'è anche uno stemma mocenigo che potrebbe significare che i lavori sono durati più a lungo di quello che io immagino. Questo ufficio è un altro ufficio degli auditori, una magistratura anche questo che aveva cominciato ad avere un'influenza sulla terraferma veneziana, che però è un intervento incompiuto perché gli auditori erano una magistratura giudicante. Avanti. Qui vedete uno scorcio in cui l'intervento sugli auditori si intravede in prospettiva con quello della Sala del Piovego e che vi mostra questa sorta di rilettura in chiave rinascimentale di un piano delle logge che certamente prima di questi interventi aveva un assetto gotico con finestre strette altissime come quelle del refettorio del convento dei frari, per farvi un esempio. Andiamo avanti. Dicevo, gli auditori in quanto magistratura non riescono a concludere quell'intervento perché non hanno la facoltà di chiudere la loggia. Se mi consentite una piccola divagazione,
Secondo me la storia del Palazzo Ducale è quasi sconosciuta, quindi farò una o due divagazioni. Il lato verso la piazzetta, verso il lato occidentale del piano delle logge, come vedete non ha altro che logge. Queste sono le logge dove si ponevano i tribunali, cioè la tribuna, il posto dove i giudici giudicanti formulavano le loro sentenze. È un punto, tutte le città venete avevano una loggia dove il prefetto prendeva le sue decisioni e emetteva le sue sentenze, ma a Venezia le logge che erano al piano terreno, cioè esattamente coram populi, perché era solo il consenso popolare che dava valore di legittimità alla sentenza espressa dai magistrati, ad un certo momento, siamo nella prima metà del 400, vengono portate al primo piano dove possono salire i cittadini, gli avvocati, ma cioè non è più il popolo nella sua globalità, è già un ceto qualificato e questo è una batteria di tribunali. L'ufficio degli auditori avrebbe dovuto essere come questo un tribunale e proprio per questo la sua fronte verso questa loggia dei tribunali, sia Palladio o altri, l'architetto che ha portato a termine non è mai riuscito a chiuderlo, perché chiudere una loggia di tribunale sarebbe significato come sottrarre al popolo la facoltà di verificare e avvallare la sentenza dei giudici. Facciamo un salto avanti. E ci spostiamo sul lato orientale del palazzo. Una facciata immensa, come voi vedete, che nessuno vede se non assolutamente di scorcio e che è frutto di uno straordinario progetto degli anni a cavallo della fine del 400. In antico, su questo canale si affacciavano, oltre una torre che è quella che voi vedete dalla destra, due palazzi. Uno era un palazzo di giustizia ancora, dove stava una magistratura molto autorevole che si chiamava Quarantia, perché era composta di 40 membri, e l'altro è il palazzo dove risiedeva il doge, Palatium Ducis lo chiamano nel tardo Medioevo. Cioè il Palazzo Ducale non è mai stato la dimora del doge. Quando hanno costruito la grande sala prospiciente del bacino di San Marco, siamo in piena civiltà comunale, il doge vi fu un doge geniale che meriterebbe una descrizione della sua personalità che qui non possiamo fare, ha mantenuto una posizione arretrata dell'antico castrum bizantino, praticamente dietro la sala grande del comune, dietro la chiesa, se volete molto protetta, ma assolutamente invisibile. E benché nel 400 vi siano stati dogi autorevolissimi che avrebbero voluto rinnovare quella sede, non veniva rinnovata perché il doge di fronte al leone di San Marco deve stare inginocchiato. Questo geniale doge del 1170, quello che poi ha fatto la pace fra l'imperatore Barbarossa e il Papa Alessandro III, è quello che per primo, superando ogni concezione medievale, ha ritenuto che il doge dovesse essere una magistratura dello Stato, cioè non conquistava il potere con la forza ma attraverso un sistema elettorale e rimaneva subordinato al maggior consiglio. Quindi solo alla fine del 400, quando un incendio distrugge il palazzo, cominciano a costruire sontuosamente quel pezzo lì. E vedremo subito dopo, ho messo una fotografia per poter tornare su questo argomento, come il progetto è concepito perché, seppure quel palazzo venisse costruito con marmi e con grande enfasi architettonica, ne sparisse poi l'immagine inghiottita da una facciata molto più estesa che non avrebbe potuto consentire a nessuno dall'esterno dove fossero le altre magistrature e dove risiedesse il doge. Ebbene, in questo, agli inizi del 74 esplode un incendio e Palladio viene coinvolto in questo incendio. Vedete che sono già passati dal 54 una ventina d'anni e con la battuta intermedia del restauro del Piovego
Palladio è sempre in Palazzo Ducale. Questo è un dato che è sfuggito agli studiosi e che meriterebbe ulteriori riflessioni, forse fatte anche collegialmente. Siccome è stato assunto come ingegnere, già essere assunto come ingegnere c'è un'espressa indicazione da parte della signoria che non è chiesta a lui nessuna novitas, avrebbero detto allora, nessuna esplicazione di un linguaggio innovativo, ma soltanto la sua competenza tecnica, è coinvolto nel restauro delle coperture. Come voi vedete nessuno ha studiato questo, ma io ho fatto una ricostruzione dell'entità del restauro. Voi vedete che dal punto di vista edilizio è veramente consistente. Andiamo avanti, lo si vede anche nella fronte interna del Palazzo Ducale, quanto è la parte rinnovata. Non è stato difficile farlo, bastava appunto anche in questo caso mettersi a lavorare un po', essendo sufficiente rilevare come la trabeazione antica di quell'edificio viene in un certo momento interrotta, viene sovrapposta una nuova trabeazione e poi per alcune ragioni specifiche ancora un'ulteriore trabeazione. Orbene, questo è un grande lavoro che continua a mantenere impegnato Palladio nel Palazzo Ducale. Ora, Palladio è il grande architetto che tutti sappiamo. Quindi questi suoi interventi, questa sua continua permanenza è insomma la speranza che alla fine di essere coinvolto in grandi operazioni anche di ristrutturazione del Palazzo Ducale. Lui con grande modestia intanto è sempre presente. C'è solo un palazzo che è comparabile a questo per misura e anche per concezione, che è il Palazzo della Cancelleria a Roma, fatto più o meno nella stessa congiuntura storica, attribuito a qualcuno anche da un'influenza bramantesca, dove però c'è una differenza sostanziale rispetto a questo. Questo palazzo con quelle trabeazioni sottintende la teoria vitruviana della sovrapposizione degli ordini, ma non ci sono elementi portanti della trabeazione, quindi non c'è una modulazione. Quindi le finestre si possono porre qui liberamente, mentre nel Palazzo della Cancelleria devono cadere col ritmo stesso dettato dalle colonne e dalla trabeazione. Andando nelle soffitte per dire vado a camminare dove camminava Palladio per capire come ha fatto o cosa avrebbe potuto fare, si scopre questo straordinario trave reticolare che a mio modo di vedere, riflette una delle soluzioni, questo è stato rifatto nel 1840 con grandi lavori di restauro del Palazzo Ducale, ma che riflette probabilmente un intervento di Palladio fatto con quel proto dell'arsenale. I funzionari degli arsenali erano gli unici che lavoravano dentro il Palazzo Ducale perché erano funzionari pubblici, erano tutti dipendenti pubblici ed erano come anche dal punto di vista militare la guardia di difesa del palazzo. Andiamo avanti. Voi vedete in rosso nella parte in alto è indicata dove è messa questa trave per sostenere metà di falda del tetto, ma soprattutto le lunghissime trabeazioni, le lunghissime travature che coprono il Senato. In mezzo è rappresentata il disegno della trave reticolare che vi ho mostrato, sotto lo stesso concetto di trave reticolare che Palladio rappresenta in uno dei suoi progetti del ponte, una magnifica invenzione, lui dice, commentando che concepite in questa maniera, il trave lo si può allungare quanto si vuole e quanto serve. Ed è una struttura geniale, non si sa bene, Palladio attribuisce a un signore della Mirandola la prima proposizione di questo concetto, poi molto sviluppato, che è fatta soprattutto con un sistema di solidarietà fra le parti lignee e quelle metalliche, cioè è già una struttura moderna. Queste cose le ho già dette in saggi precedenti. Aggiungo in questo saggio, come dire, una scoperta, una segnalazione ulteriore avanti di un ingresso monumentale fatto in occasione dell'arrivo in Venezia di Enrico III, il re di Francia. Avanti.
Palladio per questo evento viene incaricato dai soliti provveditori nominati, cioè nominati dalla signoria. Ogni volta c'è sempre questa procedura formale molto rigorosa, una grande loggia corinzia, la vedete sulla parte destra di quella immagine, e poi un arco trionfale esemplato sul modello di quello di Settimio Severo a Roma, con cui il giovane re entra in barca, qui a sinistra si imbarca. È quasi un ingresso ufficiale a Venezia, montare una barca per andare in Bacino di San Marco. In Bacino di San Marco, questa è una cosa che non era stata rilevata, ma naturalmente le ricerche sono esattamente quelle che servono poi ad aggiungere i tasselli mancanti. Avrebbe dovuto fermarsi di fronte al Palazzo Ducale, ma in Palazzo Ducale, siccome è arrivato tumultuosamente Enrico III di Francia, la vicenda è andata così. Maria de' Medici aveva 3 figli, i primi 2 che ha messo sul trono di Francia sono morti e Enrico III, il più giovane, il più curioso di questi, era stato fatto sempre con l'autorevolezza della Francia re di Polonia. Quando muore Carlo VIII, che era il fratello, l'ultimo re di Francia di Valois, Caterina impone al nostro Enrico di lasciare Cracovia per tornare a Parigi. I nobili polacchi non hanno nessuna voglia che prima una potenza gli imponga un re e poi per sue esigenze gli porta via il re come che fossero un bicchiere d'acqua, che Enrico fugge da Cracovia a cavallo, inseguito dalla cavalleria polacca, avverte a Venezia che sta arrivando, ma arriva in anticipo. Venezia non erano pronti ancora con gli apparati trionfali. Quindi sempre con le maestranze dell'Arsenale, Palladio costruisce questa loggia e quest'arco e, passetto avanti, siccome non può entrare in Palazzo Ducale, concepisce un ulteriore arco trionfale, questo nessuno finora l'aveva collocato, che doveva dare ingresso al Palazzo Ducale. Avete visto di sfuggita la fotografia prima della Porta della Carta, che è l'ingresso trionfale al palazzo concepito nel 1430. Lì il re non poteva entrare perché era in corso il restauro di quell'ala del palazzo, quella dietro di cui abbiamo visto il disegno delle coperture, e non hanno fatto a tempo di smontare il cantiere. Quindi hanno pregato il re, Palladio rapidamente immagina una singolarissima struttura che è una sorta di deformazione telescopica dell'arco, di un arco trionfale romano amplificato ai fianchi con 2 edicole, per dare ingresso al palazzo direttamente dal bacino salendo fino alle logge. Naturalmente, se avesse fatto semplicemente una scala, sì, è vero che a Vicenza c'è un arco e dietro ci sono le scalette, ma proprio il fatto non sarebbe stato una... Quindi lui ha inventato questa struttura avanti. Io ne ho fatto anche un modello in legno molto ricca e sarebbe salito al livello delle logge. Dove? Esattamente di fronte alla porta della Sala del Piovego, la porta che guarda verso mezzogiorno. Quindi voi vedete che in Palladio c'è un ragionamento continuo, un'elaborazione continua. Lui si tiene pronto per ogni evento. Non fanno a tempo a farlo o ritengono che questo sia inopportuno. Enrico III va nella dimora a Venezia che gli viene assegnata in Folta di Canal fino a che liberano l'ingresso laterale dal cantiere e lo fanno arrivare in palazzo dopo aver aspettato 2 o 3 giorni. Siamo al punto cruciale, al grande evento, alla grande scoperta, al cuore del libro, questo modello in legno del palazzo che io ho prodotto e esposto adesso in Palazzo Ducale, proprio nella ricorrenza centenaria della fondazione. Quando brucia quell'ala e viene messo fuori combattimento alla Sala del Maggior Consiglio, c'è un dibattito su dove si potrebbe provvisoriamente insediare i lavori della Sala del Maggior Consiglio. Io non vi intrattengo su questo, ma anche in questo dibattito Palladio è presente e addirittura è presente in questo Marcantonio Barbaro, uno dei suoi committenti della villa di Maser, che propone che vengano utilizzati 2 magazzini di Terranova, quelli che sono i più bassi di tutti. E siccome Marcantonio Barbaro presenta anche un disegno per questa sistemazione, è molto probabile che quel disegno lo abbia fatto Palladio.
Però l'idea di Palladio è quella della ridefinizione formale del Palazzo Ducale. Questo, io ho provato molta commozione quando li ho avuto in mano, è la relazione che presenta Palladio per rimediare al palazzo. La pubblico per intera, e anche con una trascrizione, anche con l'indicazione dell'archivista che mi ha aiutato a rintracciarla. Credo che sia la più lunga scrittura autografa di Palladio ed è stata sempre fraintesa dagli studiosi. Mi fermo un pochino su questo punto e poi concludo perché non voglio approfittare della vostra cortesia e della vostra pazienza. Palladio fa una critica pesante alla concezione gotica di costruzione del Palazzo Ducale. Lui, in sostanza, con molti argomenti, dice che è contro ogni logica statica che potrebbe portare a rovina tutto il patriziato veneziano in un crollo della sala del Maggior Consiglio. Cioè, parla dei capitelli spezzati, delle catene rotte, dei fuoripiombo, della imperfetta sezione dei muri. E tutti gli studiosi che hanno letto questa lunghissima relazione hanno ritenuto che fosse una relazione teorica di un architetto rinascimentale che esprime un suo parere negativo sulla tradizione gotica che lui vuole superare. Ora, basterebbe anche un ragionamento, una riflessione molto elementare, ma se dei provveditori chiedono a te professionista, diciamo così, che sei già impegnato in palazzo da molti anni e stai facendo il restauro dell'ala occidentale del palazzo, un parere su cosa devi fare per riparare il palazzo, ti metti a fare una disquisizione teorica in cui dici che questo splendido capolavoro di architettura gotica che è nel mondo l'immagine del luogo di governo della Repubblica è invece un edificio pericolante. Mai avrebbe avuto un'imprudenza di questo genere un architetto prudente come Palladio, offendendo lo stesso orgoglio, l'amor proprio, le abitudini, le consuetudini mentali dei veneziani che in queste cose sono molto fedeli alle proprie tradizioni. In realtà Palladio fa questa critica molto severa per creare le premesse che rendono indispensabile un intervento di ristrutturazione pesante. Lui voleva evitare che quello che poi è avvenuto, che con delle prassi tradizionali si aggiustassero i travi, cioè si provvedesse ad un restauro normale del palazzo. Lui ha già in mente un'idea clamorosa, deve soltanto costituire le premesse perché questa possa esplicarsi. Come capire qual è questa idea clamorosa? Voi, cioè tutti noi sappiamo che quando la polizia americana arresta anche in fragranza un bandito, gli dice ogni cosa che lei dice da questo momento può essere usata contro di lei. Insomma, nel fare questa esposizione, Palladio non riesce a non dire delle cose, anche perché i provveditori hanno chiesto quanto tempo avrebbe messo per fare questo lavoro e quanto questo lavoro sarebbe costato. Basta il fatto che Palladio risponde a questa domanda che si fa intendere che questo foglio cela la volontà di un determinato progetto. Infatti gli scappa fra le righe le parole piazza coperta, sotto il palazzo una piazza coperta. Anche sotto le logge, anche sotto la Basilica Vicentina, nel suo trattato teorico, Palladio non rappresenta lo stato di fatto, ma una ideale piazza coperta. Addirittura, siccome questa piazza coperta, tutta su colonne, avrebbe messo in comunicazione la corte del palazzo, che era riservata al patriziato veneziano, e la piazza che è pubblica, lui dice, per questo inconveniente si può fare un muro per tenere separata nobiltà e popolo. Cioè, proprio lui ha un'idea ben precisa. Poi parla che tutta questa struttura sarebbe sostenuta da grossissimi pilastri. Quindi lui avrebbe mantenuto le colonne antiche, quelle sul bacino di San Marco, perché rifare le fondazioni di quelle significava disfare veramente tutto, e le avrebbe inglobate a farne dei grossi pilastri, come Giulio Romano proponeva di fare per mantenere in essere le antiche logge attorno alla Basilica di Vicenza.
Poi dice, quando deve quantificare l'opera, e lui la quantifica per volto, cioè per modulo, dice 14 volti per parte, quindi 14 campate su ciascun lato. Ma il Palazzo Ducale ne ha, quello antico, quello attuale, ne ha 17 e 19, quindi lui amputava da una parte e dall'altro il palazzo. Insomma, partendo da queste cose che sono in questa scrittura e che si intendono bene quando si parte dal presupposto che lui ha un progetto in mente. Poi io sono stato per 7 anni presidente delle commissioni edilizie, quindi so benissimo cosa dicono gli architetti quando non vogliono dire, riesco a leggere. Non è stato difficile ricostruire il palazzo. La piazza coperta, il modello della piazza coperta è il cosiddetto portico di Pompeo, e ogni volta in Palladio c'è sempre, adesso è stata chiamata più recentemente la cripta Balbi, ma voi vedete il disegno di sotto, è la rappresentazione del pianterreno della Basilica di Vicenza, che Palladio avrebbe voluto trasformare anche quello in una piazza coperta. Andiamo avanti. E questo sarebbe stato l'abbreviazione del palazzo sui 2 lati per fare 14 volti per banda. Ma c'è un punto che mi preme segnalare, se non divago troppo, che a mio modo di vedere, per fare un intervento di questo genere, Palladio era perfettamente informato della intenzione espressa di Sansovino. Il profilo antico della piazza, quello che ancora era in essere quando Palladio parlava, non corrisponde con quello attuale, che è stato definito da Sansovino partendo dall'angolo della libreria e inconcependo la costruzione delle procuratie nuove. Però di questo noi lo sappiamo, Sansovino non avrebbe mai potuto scrivere nulla di questo perché un proto della Repubblica, in quanto depositario di segreti di Stato, non doveva dire progetti, o comunque non poteva dirli prima che la signoria li approvasse. Non poteva dire che la signoria approvava un progetto suo, lui doveva persuadere la signoria, ma dopo essere un esecutore. Ma Palladio lo sapeva, e voi vedete che quando questa fronte si fosse spostata, con quella abbreviazione della lunghezza del Palazzo Ducale, si sarebbe potuta vedere dalla piazza finalmente anche la residenza del Doge, cosa che non era mai potuta avvenire, anche se molti dogi più autorevoli lo avevano sempre richiesto. Andiamo avanti. Questo disegno, che è quello che mi piace più di ogni altro, mostra come costruttivamente sarebbe avvenuta questa trasformazione. Sull'asse delle stesse colonne antiche venivano costruiti al piano terreno i grossissimi pilastri, sopra colonne d'ordine gigante come competono ad un organo sovrano, che poi poco a poco si sarebbero sviluppate lungo tutta la facciata. Se mi permettete richiamo un dettaglio che sono di quelle cose che per chi ama questa disciplina sono delle straordinarie ghiottonerie. Facendo così l'intercolumnio, cioè lo spazio fra una colonna e l'altra di queste colonne d'ordine gigante, è abbastanza ridotto. Cioè non corrisponde ai canoni dell'ordine corinzio, che è quello di queste colonne. Ma c'è un tempio, scrive Palladio nei 4 libri, che ha quest'ordine che ha questo intercolumnio molto ristretto. È il tempio di Nettuno, che ha 14 intercolumni. Quindi, nella mente di Palladio, cerco di immedesimarmi, ma spero senza arroganza o presunzione, la costruzione la trasformazione di questo palazzo in una costruzione così solenne che avrebbe rappresentato un tempio di Nettuno che cresceva praticamente sulle acque. Io parlo degli intercolumni. Gli intercolumni sono gli spazi fra 15 colonne comportano 14 intercolumni. Eh sì, no, se no avrei fatto un errore clamoroso, mi avrebbe sbertucciato. No, che avrei sbagliato me. Quindi, come vedete, nella grande pianta di Venezia, la celebre pianta di Jacopo de Barbari, c'è il bacino di San Marco e in mezzo Nettuno trionfante. Questi riferimenti per un architetto rinascimentale sono molto suggestivi.
le forme mirabili del palazzo gotico sarebbero, come dire, svanite in questo processo, quasi attraverso una metamorfosi, come fosse Ovidio, che segue questo cambiamento di forma. Là sorgeva praticamente in mezzo alle acque del bacino di San Marco un gigantesco tempio di Nettuno. Andiamo avanti. Questa è la rappresentazione di questo edificio visto da Occidente o visto da Meridione. Andiamo avanti, devo proprio chiudere. Queste sono le due ipotesi di campate che avevo fatto con dei modelli. La prima, come vedete, con una trabeazione continua per evocare letteralmente il tempio di Nettuno, la seconda con trabeazioni aggettanti sulle colonne. A qualcuno può sembrare quasi impensabile questo, ma vedete che avendo mancato questo obiettivo, Palladio non manca di riproporre come modello, quasi fosse questa stessa tipologia di ragionamento, in una casa privata, a questo punto davvero esaltata come forma. Infatti il cantiere vedete che si forma, che si ferma, che è un palazzo in Piazza Castello a Vicenza. Avanti, ma sono arrivato alla fine. La successione di colonne forse realizzate in cotto, avanti, la qualità del cotto. Questa è una fotografia del convento della Carità a Venezia che Palladio realizza totalmente in cotto. Vedete con una perfezione, guardate quelle lineette di luce sul spigolo della parasta per capire la perfezione geometrica di questa lavorazione in cotto. Credo che ho finito. Ringrazio Aldo Rozimarin, che è sempre così propositivo e sempre così entusiasta, che riesce a trovare molti oratori e soprattutto trovare gli ascoltatori, perché è più difficile trovare gli ascoltatori è più difficile trovare ascoltatori che oratori. Diranno, ma cosa ci fa uno storico della medicina a parlare di ospiti in villa? Vi dico subito che questo è un mio innamoramento, è uno spin-off, come si dice oggi, di una ricerca che sto facendo sulla laurea padovana di William Harvey. William Harvey aveva come grande protettore, diciamo, Lord Arundel, e da Lord Arundel sono passato a sua moglie, che secondo me è stata la prima viaggiatrice. Essere qui ospiti in villa, parlare di ospiti in villa. Mi ha dato molte suggestioni questa situazione, anche perché per questo, non so come si dica, se è palindromo, ospite vuol dire sia chi ospita sia chi viene ospitato. E si trova in una situazione abbastanza buffa, è quasi un gioco degli specchi, è come essere in un disegno di Escher, come essere dentro in un quadro di Magritte, dove realtà e fantasia si confondono e qui presente e passato si confondono. Io adesso dirò delle cose che sono desunte dal professor Foscari. È inutile che ripeta a tutti quelli che hanno seguito e sapete questo ciclo di conferenze che dicono quando le ville venete sono nate, hanno cominciato grosso modo nel XVI secolo ad espandersi, anche se i primi esempi sono del 400, ed è avvenuto il tutto quando i nobili veneziani da un'aristocrazia mercantile sono diventati, proprio grazie all'agricoltura, un'agricoltura sempre più imprenditoriale. Le ville venete hanno molti punti in comune con i palazzi veneziani, ma anche notevoli differenze, non occorre che ve lo dica, ma segnaliamo, i palazzi veneziani, come le ville, erano luoghi contemporaneamente di svago e di lavoro. Ozium e negozium venivano compenetrati e ozium e negozium sono soprattutto, li si possono apprezzare e notare soprattutto nell'ospitalità. Ma tanto i palazzi veneziani sono uniti, certe volte sono addirittura compenetrati, tanto invece le ville sono disseminate, distanti le une dalle altre. Guardiamo questa pianta dell'Ortelius, se non sbaglio, dei primi del 600, in cui vediamo il Veneto. Dovete pensare che è ruotata. Noi infatti vedete che Venezia sarebbe posta a sud, mentre invece è a oriente, e vediamo il Veneto con tutte le città, quelle poche città, c'è Padova, Vicenza e Venezia solo segnalate, e tanti villaggi, villaggetti e così via. Non pensate, sono magnificati, sono come nei disegni, come nel Monopoli, sono molto più grandi di quello che sono in realtà. E qui non si capisce bene che
tra villaggio e villaggio, fra città e così via, ci sono zone paludose molto estese, boschi che sono pericolosi e sono pericolosi per la salute e molto spesso anche proprio per l'incolumità, perché c'erano i famosi banditi. Inoltre le comunicazioni tra posto e posto non erano grosso modo serviti da strade vere e proprie, infatti vedete che qui le strade non vengono neanche segnate, ma si segnano soprattutto i fiumi, ci si spostava molto via acqua. Le ville in origine, e qui ancora cito il professor Foscari, erano destinate ad un uso strettamente familiare e il modello palladiano prevedeva un piano nobile molto semplice che serviva solamente ad ospitare la famiglia e non ospiti. Un esempio emblematico è il caso della Villa Foscari, che non la cito perché è qui vicino, ma adesso ritorniamo ad Enrico III. Nella Malcontenta, infatti, appena allontanato da Venezia, che avete visto che erano stati fatti questi archi trionfali e così via, nel 1573 parte, arriva a Fusina, risale e si ferma al Malcontenta, dove viene ospitato per un rinfresco che pare il suo seguito abbia molto apprezzato. Non poteva però essere ospitato alla Malcontenta, perché la Malcontenta non poteva ospitare più di molte persone. Se qui vediamo, e ancora adesso ci impressiona la cubatura, noi che siamo abituati di solito a vivere in appartamenti assolutamente meno spaziosi di questo, ma effettivamente non era grande, lo spazio abitabile non era così grande quanto si può pensare. In fondo si riduce tutto a 7 stanze, una grande sala centrale e delle 3 stanze per parte laterali giocate sul quadrato e sul rettangolo. D'altra parte basta pensare che quando Enrico III è stato alloggiato a Venezia, il professor Foscari non ha detto solamente in Volta de Canal. Ecco, in Volta de Canale era Palazzo Foscari, noto come Ca' Foscari, e per alloggiare lui e il suo seguito si sono usati anche i 2 palazzi gemelli dei fratelli Giustinian. Già qui capite quanta gente e quanto spazio ci voleva per ospitare delle persone importanti. Vado via veloce. Certo è che le ville, man mano che si va avanti, aumentano di dimensione e possono quindi ospitare non solamente il paron de casa, ma possono ospitare anche tutto il parentado, gli amici e anche i foresti, come dicevamo prima. E dare anche un strucon, come ha detto il simpaticissimo rappresentante di prima. Presupposto per ospitare tanto più le persone importanti ovviamente è la disponibilità di spazi, tanto più che i viaggiatori, vedremo poi, viaggiavano con un seguito abbastanza corposo. La villa che qui ci ospita è l'esempio di quante persone siano passate. Io adesso non ve le cito, ma vedete che ci sono re, ci sono imperatori e si arriva via via anche a personalità del mondo della cultura e anche a persone del mondo dello spettacolo contemporaneo. D'altra parte qui manca Napoleone Bonaparte. Napoleone Bonaparte, io ho fatto una piccola raccolta, ho fatto una ricerca di tutte le di una parte delle lapidi che disseminano la nostra regione dove Napoleone. Ed è abbastanza ridicolo che Napoleone, che è noto soprattutto per essere quello che tanto era multitasking, come dicono forse le donne, lui invece era multitasking, faceva 3-4 cose alla volta, ma dormiva poche ore per notte. Invece, secondo me, qui nel Veneto non ha fatto altro che dormire, perché non ci sono altro che ville e palazzi dove qui dormì, qui si fermò, qui... Insomma, passava il suo tempo di villa in villa e di palazzo in palazzo. Questa, se non sbaglio, è qui io non ho visto l'originale, l'ho vista solamente in fotografia, è a Palazzo Guariento, ed è divertente. La cito perché sono tutte scritte con questo linguaggio aulico, con questa pompa e questo linguaggio sì ottocentesco. A me questa fa venire in mente non tanto un imperatore, ma quanto mi fa venire in mente un piccolo borghese che sente dei rumori in giardino, si sveglia, va fuori, grida, i vicini corrono a coso, i malviventi scappano, lui torna dentro a dormire. Ve lo vedete l'imperatore che va fuori, va a cercare il generale Massena e così via. E un'altra grande personaggio che è stato ospitato molto è Vittorio Emanuele III durante la guerra. E anche qui corro perché ci tengo di più per la seconda parte, che è la parte più inedita. Non molti sanno che durante la guerra, dove era ospitato il re, si chiamavano Ville Italia, erano tutte Ville Italia. Io non so se l'aveva... È degna di un mago del marketing oppure di un genio della strategia dell'intelligence, quello di chiamare Villa Italia. Loro dicevano che lo facevano in modo che gli austriaci non sapessero dove era il re, secondo me gli austriaci lo sapevano benissimo.
è che i giornalisti non si confondevano e gli italiani non sapevano di queste avanzate trionfali e di queste ritirate strategiche. Era sempre a Villa Italia, solo che Villa Italia si spostava con le truppe. Anche il re ovviamente aveva un suo seguito, non aveva una vera e propria corte, ma aveva il primo aiutante di campo generale, aveva 2 aiutanti di campo e più tutti gli ufficiali che non costituivano una corte, ma più modestamente si chiamava la casa militare. Ovviamente avevano bisogno di uffici, avevano bisogno di sale di riunioni, avevano bisogno di alloggi e quindi sapete, io credo che l'unica vera Villa Italia che ha ospitato il re in un unico posto fosse quella di Lispida vicino a Padova, che in effetti non è una villa, non è un palazzo, ma era un monastero, era nato come monastero. Le ville poi, non dobbiamo ricordare che gran parte delle ville sono state adibite a ospedali militari. Certamente i militari non avevano bisogno di quella che noi chiamiamo privacy o privacy e venivano sistemati tutti quanti. Certo è che se c'è mai un qualcosa che sia stato di vantaggio della Grande Guerra per le ville è stato che ne ha salvate moltissime. Il fatto di avere la Croce Rossa sul tetto ha impedito che venissero bombardate. Ricordatevi che la Prima Guerra Mondiale è stata la prima che ha avuto i bombardamenti aerei e quindi c'erano potevano essere dei grossissimi danni. Perché ho detto oasi per foresti? Perché all'epoca viaggiare era molto difficile, era molto pericoloso e quindi queste che sono completamente diverse dai castelli medievali che sono chiusi, le ville sono aperte, si vedono da lontano, sono bianche mentre i castelli in qualche modo si mimetizzano con la vegetazione. E le ville nel tempo hanno avuto tanti di quegli ospiti, tanti di quei visitatori che secondo me oltre a una galleria degli antenati si potrebbe veramente fare delle gallerie degli ospiti. Io propongo all'amico sempre attivo Aldo, si potrebbe fare un censimento di ospiti, sarebbe molto importante per seguire quelli che sono. In fondo noi adesso cerchiamo di trasformiamo queste ville in posti turistici, già all'epoca lo erano. Io volevo dedicare la seconda parte di questa mia cavalcata velocissima ad un personaggio. Adesso facciamo come i giochi del pre-cena, sarebbe già finito. E vediamo chi la indovina e faremo anche un premio, un libro del professor Foscari diamo in premio. Mi permetto di anticipare. Allora, intanto è donna, dai. E donna, moglie e madre, questo per dire che non è di quelle valchirie che giravano, di quelle amazzoni, ma è una donna sposata. Era inglese, gli inglesi avete saputo viaggiano sempre molto volentieri, ed è vissuta fra i Tudor e gli Stuart, quindi il fatto che mi sia innamorato di lei non deve preoccupare né mia moglie né nessun altro. È vissuta quindi fra il 500, è nata nell'ultimo quarto del 500 ed è vissuta fino alla metà del 600. Di religione, perché dico la religione? Perché all'epoca la religione era importantissima, era fondamentale, ha creato più morti la religione di tutte le guerre per motivi economici. Ed era una cattolica praticante, cosa non importante, era nobilissima sia per nascita che per matrimonio. E poi vedremo quanto. Era ricchissima, sia in senso relativo che in senso assoluto. In senso relativo c'è una frazione piccolissima, all'epoca l'1% di persone che erano ricche in Inghilterra, lei era ricca tra i ricchi, quindi poteva permettersi quello che voleva. Collezionista, una collezionista attenta ed esperta. Lei collezionava perché amava gli oggetti, che poi questi siano anche diventati, abbiano permesso di aumentare il suo status sociale, suo e di suo marito, questo certamente, però collezionava per passione. È stata una viaggiatrice, viaggiava per dovere, anche perché ha seguito spesso il marito, ma anche proprio per il piacere di viaggiare. È stata una medichessa, metto medichessa tra virgolette perché ovviamente non era laureata in medicina, ma si occupava di quei segreti medicinali, tanto che addirittura gli è stato attribuito un libro, non so se l'ha scritto lei, di questi segreti medicinali. E poi sola, durante almeno i suoi soggiorni al Veneto, soprattutto nel secondo. Sola all'epoca è una cosa molto relativa per una donna del suo rango. Io volevo sottolineare questi 3 aspetti: donna, viaggiatrice e sola. Secondo me è la prima viaggiatrice che ha vissuto da sola nel Veneto, aprendo poi questo Grand Tour di cui hanno fatto parte anche delle donne. Vi do un ultimo aiutino, come si dice in televisione.
Pensate che è già attivo un gruppo di ricerca internazionale che si sta preparando per i 400 anni della sua morte, che è avvenuta nel 1654. Si acciappa avanti. Noi di solito cominciamo 6 mesi prima a preparare. Mi piace che non ci sia qua il sindaco, ma il sindaco ne saprà di ste robe. Si comincia dopo di solito. Qui 30 anni prima, fra Inghilterra e Svizzera soprattutto, stanno curando questa cosa. Vi dico subito, eccola qua. Questo è stato fatto nel 1620, quando lei è venuta da sola, diciamo, in Italia. Lei, prima di venire a Venezia, ha fatto una piccola deviazione, è andata ad Anversa e lì si è fatta fare le fototessera. Se le fatte fare però da Rubens. È andata, Rubens, il segretario di Lady della Lady, scrive al marito a cosa, e dice Ribbins non è d'accordo di fare più piccole commissioni, però visto che la signora è sua moglie non che sei problemi, e infatti la ritrae. È molto inglese, è molto rubensiana, è molto inglese con questo lì sembra quasi già più rosea, invece lei è veramente molto pallida, tanto che la pelle si confonde con i merletti. Si chiama Alethea o Alethea, come dicono gli inglesi, Talbot Howard, un cognome che a noi non dice niente, poi vedremo che invece è molto più importante di quanto si possa. Scorro velocemente la sua vita, ma ha delle cose che varrebbe la pena di fermarsi. È figlia di Gilbert Talbot, che è il 7° visconte, e sua moglie invece che è Mary Cavendish. Ma corriamo, Gilbert Talbot era già venuto in Italia con un suo fratellastro, e questo dimostra che erano famiglie, sia la sua che quella del marito, che non curavano solamente il censo, ma curavano molto la cultura. Il padre forse era cattolico, ma è sempre riuscito a svicolare. Era un ricusante, come si dice allora. Molti dei suoi uomini sono stati presi, dei suoi famigli sono stati presi e incarcerati e anche uccisi, mentre invece la moglie, tanto per dirvi i tempi, che era più impegnata, lei soprattutto favoriva anche economicamente Arabella Stuart, che era una che poteva pretendere al trono, si è fatta 10 anni di carcere in due volte, quindi di Torre di Londra, quindi era gente che non andava per il sottile. La cosa divertente è che sia i suoi genitori che i genitori di suo marito erano fratellastri non consanguinei. Con questi matrimoni, con queste morti precoci di donne durante il parto e così via, entrambi sposarono dei fratellastri. Addirittura nel caso di Thomas, tre fratellastri sposarono 3 sorellastre. Li sposavano per procura, vivevano assieme, ma li sposavano a 12 anni, e poi il matrimonio veniva celebrato più avanti, ma il patrimonio restava in casa. Come dicevo prima, nonostante Howard, sia Talbot che Howard siano dei cognomi quasi borghesi, che a noi non dicono niente, nel sistema della paria inglese invece sono molto importanti, diciamo che i conti di Arundel erano una delle famiglie più importanti, e in quanto duchi di Norfolk erano anche coloro che occupavano la posizione più alta nella nobiltà inglese, erano i nobili più alti non di sangue reale. Lo sono tuttora, adesso c'è il 27esimo, se non sbaglio, o 17esimo duca, il quale è tuttora cattolico. Nonostante questo sarà quello che curerà il funerale, spero più tardi possibile per lei, della regina, e l'incoronazione del suo successore. Per dirvi il livello di queste famiglie, Thomas ha avuto il padre santo e il figlio beatificato, anche perché tutti e due sono stati ghigliottinati. Quindi. Gli inglesi c'erano sempre con l'Inquisizione, già era cattivi forte, Ad ogni modo, eccola qua, lei e suo marito, collezionisti, qui sono raffigurati, lui con il suo statuario, lei invece con la quadreria. Il primo soggiorno nel Veneto è stato nel 1613, viene con il marito, vengono ricevuti dal Doge e anche da Gregorio Barbarigo, il quale è molto particolarmente gentile con loro. Gregorio Barbarigo è quello del ramo del canale, della terrazza. Gregorio Barbarigo è molto gentile con lui anche perché solo 2 mesi prima è stato designato ambasciatore a Londra, quindi avere un domani, conoscere già il Lord Arundel gli era molto, molto utile. Però loro non si trattengono a Padova, non si trattengono, scusate, a Venezia, ma si trasferiscono a Padova. E a Padova non vivono in città, ma scelgono di andare fuori città. Propriamente scelgono una residenza, una villa, che sia circa, dicono le fonti, circa 2 miglia
Io qui ho cercato di capire quale potrebbe essere. La prima casa che si incontra è il Palazzo San Bonifacio, ma non aveva l'aspetto architettonico sufficiente per un esteta. La seconda potrebbe essere la Montagnola, che era la villa stata fatta da Varotari per Acquapendente, per un famoso anatomista, ma l'Acquapendente non era come i nobili che le avevano poco, ne avevano tante, lui era l'unica casa che aveva di campagna, l'unica residenza esterna, e la utilizzava molto. Eccola qua la Montagnola. Nessuno l'ha mai identificata come casa di Acquapendente, anche perché il nome qui è nominata come Benzi, che erano i suoi eredi. E per capire anche questo strano disegno, che non è un disegno architettonico, diciamo che Varotari negli stessi anni in cui lavorava alla Montagnola stava facendo la Montecchia dei capodilista, quindi si può anche capire quell'arco con quel semicerchio. Invece la casa certamente più ovvia che abitarono gli Arundel è Camolin, al Ponte della Cagna. È un'opera dello Scamozzi, per molti motivi non ve lo sto a dire. Il Molin stesso era stato il primo ambasciatore dopo 50 anni di silenzio diplomatico fra Venezia e l'Inghilterra, era molto amato da Inigo Jones, che è quell'architetto che aveva seguito loro. Inigo Jones lo copierà, come vedremo. D'altra parte le ville venete piacevano agli inglesi, non c'è la possibilità. Pensate alla differenza fra un castello e tra una villa, tra architettura introflessa del castello di Arundel, di cui vedete che le finestre guardano solamente nella cortina interna perché il resto è tutto chiuso, e invece una villa che è aperta verso l'esterno, è aperta dalle finestre ma anche dai decori interni, ci sono un sacco di trompe-l'œil. In questo caso questa è Villa Molin raffigurata in un'altra villa capodilista. È veramente lo spazio che entra nelle ville. Ne parlerebbe molto meglio di me il professor Foscari. E questo è il disegno che Inigo Jones nel 15, quindi 2 anni dopo essere tornato a Londra, dice esplicitamente che la Queen's House di Greenwich è stata ispirata da Scamozzi. Nel frattempo Lord Arundel, questo è un quadro dello Zuccarelli, che raffigura Lord Arundel e Inigo Jones che parlano con un Palladio redivivo in una Vicenza immaginifica. Finché Lord Arundel gira per l'Italia, Lady Arundel un po' lo segue ma un po' rimane, e forse lì comincia ad apprezzare l'idea di poter vivere da sola. Vi rubo ancora 5 minuti. Qui vediamo, quando va ad Anversa non si fa fare solo quel ritratto che abbiamo visto, si fa fare anche un ritratto di gruppo in grandezza naturale. E qui vediamo lei assieme ad un personaggio che sembra giunto posteriore, ma che forse è Carleton, l'ex ambasciatore a Venezia, grande amico della famiglia. E poi vediamo che c'è un buffone, c'è un nano, in questo caso non è un nano acondroplasico ma un nano ipofisario, che tiene sul braccio un falcone e lei accarezza un cane. Molto inglese questo. Lei viaggiava con la sua piccola corte, una corte di miracoli diremmo oggi, nani, buffoni, ma amando anche la caccia si portava dietro anche gli strumenti per la caccia. Arriva nel 1620, diciamo dopo è stata ad Anversa, e prende in alloggio e prende in affitto un palazzo dei Mocenigo ed una villa dei Mocenigo. Il palazzo Mocenigo molto probabilmente è questa, detto Casa Nuova, anche se non è nuovo per niente, perché l'altro, sono 3 i palazzi Mocenigo vicini. Uno era abitato dalla famiglia e l'altro in quel momento era in restauro, quindi è difficile, molto probabilmente sia stato questo. Mentre invece per quanto riguarda la villa la cosa è più problematica, perché se avevano 3 palazzi in città avevano molte ville in giro per l'intera ferma. Poiché sappiamo che lei voleva poter andare rapidamente da Venezia a Padova, si presuppone che fosse a metà strada, e quindi l'unica possibilità è questo palazzo questa Mocenigo che avevano ad Olo, che come vedete è equidistante esattamente da Fusina a Venezia, dal posto dove ci si marcava.
Mi sono dimenticato di dirvi che lei si fa anticipare da 2 figli che frequentano l'Università di Padova. Sono rispettivamente, uno è già barone e l'altro è chiamato cavaliere, ma hanno 13 e 14 anni e si iscrivono all'università. L'età in cui noi li portiamo ancora in macchina in terza media per paura che attraversino la strada, lei li manda all'università. Anche lì non è che lei li voglia poi tenere tanto d'occhio, erano abituati. Eccolo qua, Villa Mocenigo sopra la Brenta non esiste più, è stata distrutta. Esiste? Esisteva, sì, certo, sì. Però da quello che ho capito era stata già rimaneggiata molto in fase di costruzione e poi via via. Quindi forse quando lei la affittò, se ha affittato questa, era certamente diversa dal disegno palladiano. È l'ultima del secondo libro descritta. Come si poteva andare a Padova? Si andava a Padova col burchiello. Il burchiello non era attrazione umana, ma era attrazione animale. C'erano dei cavalli che trascinavano queste barche. Un sistema che è durato fino all'avvento dei motori. Cosa faceva Lady Arundel nel coso? Contatti con i figli, come dicevo prima, non è che lei si occupasse dei figli, lei parlava con gli istitutori per essere sicura che si comportassero bene e soprattutto che venissero rispettati per quello che era il loro status sociale. Funzioni religiose, certamente era gente che rischiava la vita per la regione, quindi sono sicuro che ci credeva, però quello di girare per le chiese e per i conventi gli permetteva anche di accedere a delle risorse d'arte molto importanti. I monasteri già allora vendevano, in certi casi perché l'oggetto era solamente vecchio e non piaceva più, in molti casi per far soldi. Ricercava, come dico, quindi le opere d'arte, faceva degli esperimenti medico-farmaceutici è un nome grosso, e poi le relazioni sociali. Vi dico solo che quando lei morì lasciò un inventario nella sola casa di Amsterdam che aveva, quindi non quello che aveva lasciato a Londra, aveva lasciato quadri di Tiziano, di Tintoretto, di Veronese, di Pordenone, di Giorgione, per dire solo. Ovviamente i Rubens e i Van Dyck non si sprecavano. Certamente lei è entrata nel Veneto con forza, tanto che la prima biografia di Tiziano Vecellio le viene dedicata nel 22. Vedete qua, Madama di Arundel e del Surrey. A Venezia era accompagnata da un sacco di persone, esperti, segretari, procacciatori d'arte, artisti. Lei aveva una passione, come dicevo prima, anche per la medicina e forse alcuni dicono che frequentava il teatro anatomico, questo non è assolutamente vero, secondo me è molto difficile, però certamente il suo contatto fra la medicina, il disegno medico e l'arte era dovuta da Odoardo Fialetti, il quale aveva scritto pochi anni prima questo modo per disegnare tutte le parti del corpo umano. Infatti è stato il suo grande consulente, gli ha dedicato opere anche lui e così via. Da una lettera del 21, mandata da Thomas Coke, che era un agente artistico, un agente di commercio che la seguiva, veniamo a sapere che Henry Wotton, che all'epoca era l'ambasciatore, a casa sua a Venezia aveva allestito un laboratorio, usa i termini italiani. Molto spesso le lettere mandate a Lord Arundel sono scritte in italiano, aveva anche un segretario italiano, ex segretario d'ambasciata, quindi conoscevano tutti l'italiano, che era molto frequente in Inghilterra all'epoca. Quando i primi ambasciatori che vanno a trovare la regina Elisabetta I, lei gli si rivolge in italiano, scusandosi, parlando perfettamente, scusandosi che non era più adusa all'uso, perché faceva esperimenti. Quindi molto probabilmente anche lei aveva un laboratorio a casa sua. Diciamo che l'anno dopo la morte gli è stato attribuito questo libro. E sono arrivato alla fine. Allora, epilogo. Tutto bene? Fin là. L'8 aprile del 1622 Antonio Foscarini, che era già stato ambasciatore a Londra con qualche problema, tanto è vero che era dovuto rientrare perché il suo segretario l'aveva accusato, viene arrestato all'uscita dal Senato con l'accusa di alto tradimento, viene processato, condannato e giustiziato il 22 aprile. Io mi permetto di mostrarvi queste date, 8 aprile 1622, 22 aprile, 14 giorni, 2 settimane, in 2 settimane risolvono tutto. È molto rapido anche per... C'è l'autodistruzione, cosa è successo? Sì? È molto rapido anche per Venezia, tant'è vero che qualche dubbio scoppierà subito. Perché vi dico questo?
perché Foscarini viene accusato di frequentare l'ambasciatore spagnolo anche di notte in Palazzo Mocenigo. Il Palazzo Mocenigo in quel momento era affittato da Lady Arundel. Non vi ho detto un'altra cosa nella foga, che Lady Arundel in quel momento era la prima dama d'Inghilterra, perché essendo morta Anna di Danimarca, che era la regina consorte, lei, in quanto moglie del nobile più in alto in grado, diventava la prima dama d'Inghilterra. Quindi il fatto che la prima dama d'Inghilterra ospitasse di notte, la storia non è molto chiara. Lady Arundel viene avvertita, sono veramente 2 minuti, sono 4 slide. Lady Arundel viene raggiunta da un messo dell'ambasciatore, il quale è indubbiamente molto preoccupato di questa situazione. Non so se la considerava colpevole o se aveva solo paura dell'immagine. Fatto sta che gli suggerisce di abbandonare in fretta e furia la Serenissima. Voi pensate che una donna così sia andata? No, ovviamente. Lei va a Venezia, chiede di essere ricevuta dal doge e il doge la rassicura. Le fonti dicono la rassicura. Non so cosa voglia dire che la rassicura. Le dice che sa che lui non c'entrava niente, o le dice lei è talmente potente che non possiamo fargli niente. Fatto sta che la rassicura. Certo è che l'incanto con Venezia si è rotto, già pochi giorni dopo la condanna a morte si comincia a pensare che forse sia stata affrettata la condanna. In settembre vengono condannati e giustiziati i 2 che l'avevano accusato e già questo, il castello di carte comincia a sgretolarsi e Lady Arundel decide di andarsene. Certo che non se ne va all'inglese, come si dice, ma come si dice un altro proverbio, la Repubblica li fa i ponti d'oro, visto che cominciava a diventare molto pesante economicamente. Lady Arundel si allontana da Venezia, raccolti i 2 figli a Padova, con 2 carrozze trainate da 6 cavalli. Io ho degli amici che guidano e dicono che è difficilissimo guidare un tiro 6. Pensate sulle strade dell'epoca che erano in inverno erano dei torrenti, in estate erano dei greti di torrenti secchi, una cosa difficilissima. Era accompagnata da 30 uomini, gli erano stati concessi dal doge di essere accompagnata da 30 uomini autorizzati a portare armi ed era seguita da 70 imballi che erano stati esentati dal dazio, quando dico i ponti d'oro, in quanto contenevano oggetti d'uso, secondo la dichiarazione alla frontiera. In realtà erano pieni di opere d'arte, come abbiamo visto dai suoi inventari. Quindi, carta d'identità virtuale di questa nobildonna. È stata una cospiratrice? È stata un'adultera? È stata licenziosa? Certamente questi rapporti col Foscarini, il quale era considerato lui sì un licenzioso, ci impongono dei dubbi. Col passare Venezia non ha trovato niente di meglio che riabilitare completamente Foscarini, come ha fatto le autorità del resto, e nei libri di storia dell'Ottocento si dice che Antonio Foscarini sia un eroe, si potrebbe dire dell'amore, perché si è lasciato giustiziare per non ammettere che lui di notte non andava a incontrare l'ambasciatore, bensì sua moglie. Finisco con quest'ultima immagine. John Chamberlain, che è dire un pettegolo, no, è uno che manteneva le relazioni e mandava a tutti quanti informazioni da Londra. Ad Adriel Carleton scrive che era grande amico degli Arundel, scrive che sono arrivati a Londra dei souvenir veneziani. Si era portata da Londra 2 massare, un moro e una gondola. Le 2 massare molto probabilmente sono 2 cuoche, perché ci sono le cronache che lei faceva mangiare i suoi numerosi ospiti, faceva mangiare italiano. Il moro molto probabilmente era quello che serviva, che era stato educato a servire. Quello che mi piace più è la gondola. E questo io credo che dimostri che il passaggio fra elegante e kitsch sia solo questione di chi lo fa, no? E quindi io vi mostro questa gondola, e questa è di Lladró. Ecco, noi ridiamo. Questa è delle manifatture di ceramica di spagnola di Lladró, costa 6.000 euro. Ecco, quindi non è più kitsch, è diventata un oggetto. Io qui vi ringrazio sul kitsch. Beh, concludo ringraziando nuovamente i relatori, Carlos. Dono un libro pubblicato San Marco per continuare nella storia di Venezia, professor Foscarini.